Signore e signori, ecco a voi l'edicola di Piero Gatto e Salvo Sorci. Signore e signori, pericoli. Com'è? Piero Gatto Piero Gatto e Salvo Sorci. e Salvatore. Oh no, di nuovo, dai, bello, non mi dai Sì, cointanza, dai. Vai Gaetano. Signore e signori, Gaetano. Signore e signori. Bravo. Com'è? Benvenuti. No, non Benvenuti. Dove? l'edicola di Piero Gatto e Salvo Sorci. Piero Gatto e Salvatore. Grande. Salve ragazzi, benvenuto a Piero Sacci di Piero Sorci. Dopo un viaggio costellato di intemperie e situazioni paradossali per arrivare al campo, Dal presepe. siamo passati. Allora c'era San Giuseppe, i tre col cappello. Eri in ritardo, però già si stanno preparando per l'anno prossimo. Abbiamo fatto una salita che io gli ho detto a Salvo, accappottiamo questa moto. Eravamo dove? Acqua viva. Acqua viva. E quindi proprio diventava acqua morte. Noi morti, No, noi morti. Noi morti. Comunque Dove siamo Dove a Mussomeli, Bellissimo, grandissimo. bellissimo. Allora, rivelazione assoluta di questo campionato perché una neopromossa che si va a piazzare terza per demerito, Sì, però perché poteva essere pure scusami, secondi, però perché già scusami, gliel'abbiamo già scusami, detto. allora, noi parliamo di Palermo. Però guardate dove posteggiano le macchine a Mussomeli, guarda. No, guarda. Davanti all'autoscuola, Davanti guarda. alla scuola, guarda, vedi? A tipo capo E la macchina nella scuola guida. a tipo capo su un gennè. A voglia di posto. Comunque siamo qui oggi per raccontarvi questa meravigliosa realtà che grazie al frutto del lavoro di una dirigenza veramente integerrima, di una... Tre barre già abbiamo fatto. Piero Gatto sta assaggiando tutto quello che c'è da assaggiare sta assaggiando. Buono il cannolo. Quindi un grande lavoro, diciamo, di tutta la dirigenza, soprattutto di un'amministrazione comunale che sta vicino a questa società e soprattutto grandi ragazzi fantastici. Vabbè, no perché sono amici, ma perché vedrete adesso quello che combineremo. Ovviamente, guarda, Piero Gatto sembra Casper in Guarda, tutto un questo. Il po' collegamento, guarda, rispetto al presidente che è molto più abbronzato di te, quindi giustamente. Presidente del Mussomeli, Salvo Petruzzella, veramente tutti gli onori e il merito di questa grande stagione, grande l'anno scorso, grandissima quest'anno. Ma dico, questa stagione così straordinaria quest'anno, era prevista o no? Non era prevista così in questi termini di essere terzi in classifica, di lottare oggigiorno per i playoff qui a Mussomeli. Dovevamo soltanto salvarci, però se c'è qualcosa in più sicuramente ce lo prendiamo quest'anno. Piero, allora, questo progetto tecnico che è cambiato in corso d'opera, dobbiamo ricordare, perché Mussomeli società accorta, comunque sia, fa quadrare anche il bilancio, perché è la cosa più importante, perché la cosa fondamentale, questo progetto tecnico adesso è fatto di qualità. È una domanda che tu fai a me. Certo, e tu... certo, è di qualità, perché intanto è una matricola terribile, nessuno si aspettava quello che sta facendo. Il Presidente ha detto terzi, però io dico che comunque loro devono mangiarsi le braccia, perché io penso che il secondo posto a questa squadra non glielo può togliere nessuno, perché veramente è attrezzata. Certo, adesso incalza anche la Parmonval, che domenica abbiamo il partitone contro la nostra Parmonval, però dico, questa è una struttura che veramente gioca per la seconda piazza, e dopo che si è mangiato una prima posizione, che noi c'è un momento del campionato avevamo quella sensazione che questo Mussomeli potesse anche dire la sua per la vittoria finale. E infatti potesse fare questa grande mandracata, perché nessuno se l'aspettava, quindi sempre l'outsider come l'anno scorso Leon Fortese. Allora, ma parlando proprio di progetti ambiziosi per il futuro, questa squadra, diciamo, che materialmente adesso, tipo, levarvi un posto ai playoff dovete quasi uccidervi tutti. Dico, ma se si vincono questi playoff, buttiamola lì, in ogni caso. Sogniamo, dai, sogniamo un perché attimino, sognare dai. non costa nulla. Ma sognare non costa nulla, intanto bisogna vincere i playoff di girone, poi c'è la Caronte che decide tutto, e quindi bisogna prendere il traghetto, fare altre due finali. Le famose arancine che l'anno scorso la Parma si mangiò tutte, e quindi c'è quest'altro ostacolo. Comunque noi cerchiamo di andare fino in fondo, di puntare al massimo, tutto quello che viene tanto di guadagnato. Non ci posso credere! La vedete la torre dell'orologio? È vero! Esatto, Guarda, quella è via Minneci. Via Minneci, famosissima in tutto il mondo, perché? Perché è nato qui il poeta del calcio siciliano, mister Pietro Ciccarelli. Pietro Ciccarelli! E di
là. Infatti E volevo... di là, è incredibile. Cioè, Pietro Ciccarelli esiste veramente. Esiste, vero? Da qua, viene davvero da Via qua. Minneci, Pietro Ciccarelli è nato qua, infatti ci faranno già c'era uno che stava facendo la lapide, ci ma vedete che è vivo, dice vabbè ma ancora un tempo che Già le misure le hanno prese. Ciao Pietro, grande, sei un grande. Ciao, scusa, C'è momento commozione. Momento commozione all'edicola. con lì che dice che No, ma no, ragazzi, è venuto Licari. ma Vinne si è inviato via. Vinne non va sto da un scherzando. trio. Vinne Non è preparato, è vero così. è così. Cioè, io quando lo vedevo dicevo meschino, sai che succede? Ma è felice, è felice. Felice. Che è successo? Ma- D'accordo, dai. No, niente. Che tutta Comunque non Ma- sembra a me un giocatore di calcio, cioè uno che non lo conosce, ma chi fa a Mossomele gioca Per bene. caso. No, bene, gioca. un grande, È un stato grande. pure espulso. Diciamo che. Appunto. Allora, voleva mandare un messaggio di riappacificazione alla terna arbitrale di Marsala per sì. l'espulsione. No, Dico, sì. un messaggio di. Stai calmo però. Dai, No, Ci riconciliamo. È ci stato San ascoltano. Valentino, No, quindi. vabbè, dai, cose che possono succedere, Esatto. cose che possono Sì. succedere. E noi le dobbiamo purtroppo Abbiamo già accettare. dato. Che cosa è Mica successo? però qua. C'è picciotto a Mossomele, vieni qua. Va. A Mossomele vogliono la moneta. Quanto ha fatto? Scusa che aspetti. Allora. C'è i livelli di follia che stiamo toccando sono. Licari, chi è? Rispondi che sei azzita, No, succedono male no, cose. E allora? Allora, quindi che cosa dobbiamo dire a questa Dai, terna? seriamente, dai, No, perché dico, è stata una terna arbitrale, diciamo, che è stata da molti criticata come partigiana. Va bene, io Che dico vuoi dirgli? soltanto che per come sbagliavano in campo, come giocatori sbagliano anche loro come Bravo. nell'arbitraggio Bravo, sbagliano. bravo. Purtroppo devo accettare la squalifica. Vabbè, senti, certo fa male mancare in una partita importante come Cioè, quella di soprattutto fa domenica. male pure la multa. La multa! Vabbè, perché Sì. i piccioli li pigliate? Scusa, no? Dirigenti, ma quanto gli avete dato di multa? Ma scusa, Un testone, 100. Ma frate, chi sono insediato? allora ragazzi, a Mussomeli i soldi li prendono, quindi pigliano le multe. In altri posti le multe non le prendo perché hanno a pigliare non ci donano niente, quindi comunque accollati là per questa volta. No, comunque. no. Poi allora facciamo una cosa, la prossima volta invece quando ci sarà un premio per Licari, premio doppio. Sì, va sì. bene? Certo, mi sembra. Allora, a proposito, ma diamo un pronostico di una partita. Esatto, dai, quale ci facciamo fare? Il pronostico dei giocatori un del risultato Mussomeli secco. su Camarat Favara. È una bella partita. Domenica. Sì. Che qua? L'anno Dai, prossimo. uno X o due? Dai, che dici? Camarat Favara. Favara. X. X. Ok, Bene, non c'è sì. stato bisogno dell'aiuto da casa, ce l'abbiamo fatta. Licari è Con sano e Licari- salvo e rientra in campo al più quante giornate ti hanno dato? Solo una. Ah, allora Fortunatamente. 200. Meno Ma male. qua dirigenza cafuta. No, il signore sta scherzando. Ok, meno male. È arrivato, è arrivato, è lui. È lui, Emozione è lui con i VIP. Da Hollywood, direttamente da Hollywood. Incredibile. Non ci posso credere. Non ci posso C'è da mettersi veramente le mani nei capelli in questo caso. Come? Oh ragazzi, mi ha detto un no ciao, Ciao. guarda, mi ha detto tipo ciao. Ma che Mister, ma che è Un successo? piccolo infortunio sul lavoro. Ah, Quindi quindi in palestra, a scuola. Cavo c'è imbalato ora, qual è il tuo lavoro, scusa? Il mio lavoro lo sapete, io di professione faccio l'insegnante di educazione fisica. Hai Per mio capito, fortuna. hai capito qual è il segreto del Mussomeli? Ma lo sapevamo, Lo sapevamo, ovviamente. No, ma infatti mi so. dispiace vedere il mister, inquadriamo veramente. Guarda. Però Mister, volevamo inquadrare oggi il polpaccio, che è sempre, diciamo, una cosa che i tuoi calciatori, diciamo, portano avanti con grande orgoglio, il polpaccio del mister. Allora, Però so- Peccato, peccato Sto- dovete venire il giorno in cui noi facevamo gli allenamenti. certo. lo sai. lo so, no. però alla vigilia di una grande partita, mister, che può meglio- dare, è diciamo, la meglio- è meglio- svolta è meglio, in positivo No, ancora di in più a ogni questo caso ci fa campionato. piacere la vostra presenza qua a Mussomeli. Grande mister, allora la tua squadra è la squadra rivelazione di questo campionato, perché come dicevamo da neopromossa si trova nei piani alti della classifica e poi dire, controvoglia poteva quasi quasi trovarsi a lottare per vincerlo questo campionato. Adesso c'è questo terzo posto meritatissimo e poteva anche essere un secondo posto. Ma questa squadra, le potenzialità di questa squadra, le avevi previste a inizio di questo campionato?
Diciamo che non mi aspettavo sinceramente questa posizione di classifica allo stato attuale. Cioè, sapevo che potevo fare bene con la squadra quella iniziale, poi abbiamo cambiato un bel numero di giocatori, ma sapevo che pur perdendo in quantità avremmo anche guadagnato in qualità. È indubbio che la posizione in cui ci troviamo adesso è una posizione di grande prestigio per il Mussomeli, essendo una matricola. Però io diciamo, sono consapevole dei mezzi che ha la squadra, specialmente quando siamo al completo. L'unico nostro neo è che abbiamo una rosa molto ristretta, questo sì, e quindi eventuali assenze ci possono penalizzare da qui in avanti. Tutto questo ovviamente per richiamare l'attenzione sul fatto che nella partita di domenica contro la Parmonval abbiamo l'assenza di Fabio Messina, il centravanti proprio di casa, e che qua c'è l'incerottato Guastella, ma tanto già è a posto, quindi lo intervisteremo dopo. Adesso Piero. Ma no, niente, allora, noi intanto siamo venuti qui, giustamente come diceva Salvo, perché effettivamente questo Mussomeli è una realtà, insomma, intanto ci incuriosiva anche come centro, perché che si dica all'inizio, qualcheduno anche di Mussomeli stesso sorgeva un po' il musetto, perché i gufi non mancano mai, e quindi ogni paese, come si dice, dove vai, insomma, i cretini li trovi sempre, però alla facciazza, come dice il nostro collega Renato Maggio, alla facciazza di chi vuole male a questa squadra, comunque è sempre lì, sta facendo un grande campionato, e comunque secondo me mister, la forza anche di questo gruppo, che comunque arrivato a questo punto quello che viene ti prendi, cioè non c'è quella pressione, o la dirigenza ti sta chiedendo qualcosa di più di quello che stai facendo. E diciamo che a questo punto forse qualcosina in più possiamo anche cercarla, però sappiamo che per noi la cosa più importante in ogni caso è mantenere la categoria. Ci siamo quasi vicino matematicamente, perché credo che con altri 2, massimo 3 punti siamo salvi a tutti gli effetti, però noi a questo punto ce la vogliamo giocare anche per centrare i playoff, e quindi per noi entrare nei playoff sarebbe proprio un grande successo, è come vincere la Champions. Adesso non centrare i playoff, ti devi impegnare proprio al massimo, quindi insomma, penso No, io come dicevo, la difficoltà nostra è che siamo un gruppo molto limitato come giocatori, e quindi alcune assenze pesanti li puoi anche pagare, però voglio dire, sono sempre fiducioso, e chi entrerà a posto di Fabio Messina sono convinto che si impegnerà al massimo per portare il Mussomeli al risultato positivo, e poi vediamo Guastella, che è il nostro punto di forza, l'elemento che ci dà l'imprevedibilità alcune volte, perché Guastella sempre che non faccia nulla durante la partita, però alla fine si inventa qualsiasi cosa, quindi la sua presenza in campo potrebbe essere fondamentale domenica. Allora, domenica, arriviamo subito a domenica. Domenica è una partita importante perché c'è una Parmonval che è assetata di punti e soprattutto di tranquillità, e vorrebbe ottenere un risultato positivo qui a Mussomeli. Ci sono delle assenze da una parte, ci sono delle assenze quindi dalla Parmonval, da voi avete le vostre assenze. Che partita prevedi, proprio brevemente? Cioè, non ti chiedo il pronostico, però che partita vedi? Innanzitutto voglio capire le condizioni del campo, perché il campo purtroppo tra 2 squadre tecniche può anche condizionare il gioco, e quindi la partita potrebbe non essere neanche bella, perché il nostro campo purtroppo quanto le condizioni atmosferiche sono avverse, può anche condizionare. Secondo me sì, potrebbe condizionare il bel gioco, e quindi dico una partita sicuramente agonisticamente
e sarà validissima perché conosco molti giocatori della Parma che ovviamente sono validi, i miei giocatori altrettanto, quindi io spero che sia innanzitutto una partita tranquilla per ambedue le parti, poi se verrà il bel gioco lo prenderemo così, ma... E soprattutto, permettimi mister, allora, per parola tua, quando ti ho intervistato all'Omonaco, hai detto che questa è stata una delle partite, quelle che hai giocato all'Omonaco contro la Parma, è stata una delle partite peggiori sotto la tua gestione. Quindi Sì, adesso sì, hai il Sassoli, voglio dire, puoi prenderti la tua rivincita. Sicuramente noi a Palermo abbiamo fatto forse la peggior prestazione di tutto il campionato e forse dalla mia gestione anche lo scorso anno. E certo volevo arrivare a questa partita a completo, loro e noi, perché a completo noi siamo competitivi al massimo. E indubbiamente le assenze nostre forse sono più pesanti delle loro, perché ritengo che i nostri giocatori sono elementi di grande qualità e loro possibilmente magari possono sopperire con una panchina molto più competitiva, però voglio dire noi ce la giocheremo tutta e sperando di fare successo pieno, perché quello ci porterebbe tranquillamente, credo, con una concorrente diretta e un po' più in alto, quindi allontaniamo la Parma. Buonanotte, Samuele. Randazzo, portierone del Mussomeli, uno che veramente di queste cavalcate vincenti se ne intende, quindi quest'anno grande protagonista. Io ce l'ho avuto bambino nel Trinacria, il mio piccolo grande portiere, Capito. e ora me lo ritrovo qua senza... Piero Gatto dice che ha contribuito quindi alla costruzione di questo portiere. Allora, raccontaci la parata più difficile di quest'anno. Questa è una domanda che un portiere se le ricorda queste cose. Contro il Camarat due o tre settimane, 2 settimane fa. più o E che meno. succede? Che fu? Niente, un tiro sotto l'incrocio sul mio palo e la sono andata a prendere sotto l'incrocio. Non so come la sono andata a prendere, ma l'ho presa. È onesto. Aspetta, Ragazzi, e la papera di quest'anno qual è stata? Domenica. Domenica. Io per questo Domenica. però Fortunatamente non è nato il non gol. è nato il gol. Fortunatamente non è nato il gol. Allora, una partita per cui ci dà il pronostico il grande Randazzo, qual è? Dateci una partita dalla regia. Vediamo Che dalla abbiamo? regia. Campofranco? Aspetta, No, Campofranco, Paceco. bravo, c'è Paceco Campofranco. Paceco, Avanti, dai, un Campofranco, bel dai. pronostico, dai. Pronostico di Paceco, Campofranco, come la vedi? Dura. perché Dura, la Paceco- vede dura. Attenzione che siamo un cicca, dura, non la... Alza che mi nascondo, Paceco dai. ha perso domenica e Campofranco ha ritrovato la vittoria dopo tante partite che non trovava la vittoria. Spero una vittoria del Paceco. Bellissimo, hai visto? Una Un grande... bell'uomo, dai, un Ok, bell'uomo, dai. perfetto. Grande portierone Randazzo. voi. In bocca al lupo per domenica. La nuova rubrica I signori del calcio di eccellenza, ti piace questa? Mica la E grande. guarda, quando noi diciamo a Guastella signore, molti dicono ma un pulsante. Allora, cominciamo bene, lo mettiamo in mezzo. Giustamente Peppo è uno dei grandi artefici di questa cavalcata vincente, quindi sei a detta di tutta la società, del tuo allenatore, uno dei punti di riferimento di questa squadra e di che i numeri parlano a tuo favore. Raccontaci proprio questa esperienza, questo arrivare diciamo, a Mussomeli, in questo posto che praticamente non era proprio rinomato per questa grande tradizione calcistica, invece adesso si sta formando in questa grande realtà. C'è la fila, c'è la coda. C'è la coda. Siamo entrati a Bussomeli, c'è Ma la sì, coda. i giocatori con le C'è la borse coda volevano di venire macchine, dice, qua, ma ma che che- è la storia intera? Tutto giocatori a mese a fila attorno, che i bigliettini, tutto a Mussomeli Quindi, vogliono venire. voglio venire tutti a Mussomeli. Perché voglio venire tutti a Mussomeli? Perché? Perché allora io innanzitutto non conoscevo questa realtà, però sai, essendo nel mondo del calcio da un bel po' di anni, avevo sentito parlare di questa dirigenza. Questa dirigenza che sono davvero delle brave persone serie, e oggi come oggi nel calcio persone serie ce n'è poche e niente. Esattamente. Ma è poco, quindi- non è niente, solo qualcuno si offende. No, poche e niente, io Allora, signori niente, te lo posso dire, l'offendente. Lui sa, te lo posso dire benissimo. Offendente. Allora, quelli che niente si offendono. Pazienza. E niente, ho sentito parlare di questa realtà che avevano vinto la Coppa in promozione e quindi in eccellenza volevano ben figurare. E ho accettato subito perché sai, prendendo informazioni c'è gente che parla bene e ho accettato. E devo dire che è stato vero così perché ho trovato una dirigenza davvero compatta, seria, poi un allenatore molto preparato. Sono riuscito a creare un gruppo importante per la categoria.
abbiamo rischiato di averti alla palma, mamma mia, ci fu un attimino che ci ho creduto, No, sai. no, là per amicizia. Lo so che comunque ti lega a te una molta amicizia con la Eli, Parma, sì. con Eli, quindi c'è stato un attimino che ci ho creduto e comunque uno come te manca alla Parma. Vabbè che ora gli attaccanti eccedono, quindi Abbondano, eccedono ormai tutti attaccanti. abbiamo. Allora, e invece è proprio che domenica abbiamo questo scontro proprio con gli amici nostri. Dietro casa, quindi Dietro casa, perché... dietro casa, perché ragazzi, dietro casa si parla. Insomma, amici, tutto rispetto, in campo Ma ci mancherebbe altro, si mancherebbe diventa altro. non nemici di più, agonisticamente parlando, attenzione. Niente, no, sarà una bella partita. E Noi... di questo, invece di questo cammino invece della Palma che è stato un poco travagliato, cosa ne pensi? Travagliato. La Parma c'è un gruppo importante, un allenatore preparato che in questa categoria credo Certo. ci sta poco. Ci sta male, io lo ci dico sta sempre, malissimo. per me ci sta Ci male sta. in questa categoria. Ragazzi, ci sta male nel Ci senso... sta male o no Nel senso... Hai capito? Allora, no, perché poi si inizia... Ma vedi, mi levano pure i documenti, non solo allora, ci sta male nel senso che comunque è un allenatore che ha categoria. di categoria Superiore. superiore. No, perché detto così, poi magari. Minchia, ma per capello pure a che ci Peppe vuole, metterlo in mezzo. No, non No, l'ho perché capito. poi siccome se non c'era Peppe non la facevo la precisazione. Però Vabbè. siccome c'è Peppe Guarda, e stiamo Peppe- tutti là, Peppe dico, lo- non è- Peppe lo ha capito. hai visto? Comunque un cammino un po' così, comunque sono a un punto da noi, domenica è uno scontro. Ma però scusami, io dico perché, travagliato perché onestamente, nulla togliendo allo spadone che è il Mussomeli, per me la Palma era da primo posto ed era da vittoria di campionato, quantomeno all'inizio, dai. Da primo posto non direi perché il Marsala sta dimostrando che è superiore a tutti, anche come organico e come tutto. È una squadra che può ambire ad arrivare fra i primi 3 posti, ok. E infatti domenica ci giochiamo un posto importante nei playoff. Questo è un parere suo, e per me la Palma era al primo posto, quindi come lo è il Marsala, lo era la Palma, ma lì dietro ci sarebbe Ci poteva stato stare anche il Mussomeli. Io il Mussomeli c'è stato un attimo, ho detto al mister un paio di minuti fa, io c'è stato un momento che ho avuto la sensazione che il Mussomeli potesse vincere questo campionato e lo abbiamo detto in qualche puntata, se non Sì, ricordo infatti. male, abbiamo detto proprio che la sorpresa di questo campionato poteva essere il Mussomeli. Poi VPDX vi provate in qualche cazzata e qualche cavolata di partite, anche domenica, anche un po' di sfortuna e forse anche qualche arbitraggio un po' distratto, qualche assenza ci ha diciamo che penalizzato, però. ha fatto sì che questo Mussomeli si giocasse soltanto una piazza e comunque questo campionato comunque vada è un successo per il Mussomeli. Considera eravamo partiti per raggiungere una salvezza tranquilla. Ci siamo riusciti, però ora perché non puntare a qualcosa Però scusami, di il più importante? non pigliamoci per il culo. Dai, salvezza tranquilla con Guastella, con Messina, con... No, ma infatti quando la società, quando mi ha chiamato mi ha detto dobbiamo fare una salvezza tranquilla. Scusa, chiami me, salvezza Cioè, quantomeno. Allora, questo pronostico, il pronostico ci facciamo fare. Aspetta, voglio fare prima una domanda. Un'altra domanda a Peppone. Metto stop. Allora, il pronostico di oggi di Peppe Guastella lo diamo per Marsala-Alcamo. Allora, Marsala-Alcamo, come la vedi? Sembrerebbe scontato per il Marsala, però l'Alcamo se vuole riuscire ad agguantare questa salvezza È messo male l'Alcamo. è messo male, quindi sicuramente daranno il tutto per tutto. Io sono fiducioso in un pareggio. Ma pareggio giustamente perché come si suol dire tira acqua per il proprio pozzo, Giustamente, non si sa mai il Marsala. però io dico sempre sì, diamo buono il pareggio di Peppone Guastella, però io dico che insomma il Marsala non può farsi scappare, insomma, di Juventus ne abbiamo una che ha fatto flop col Parma, quindi sarebbe la stessa cosa con l'Alcamo, però come dice giustamente Peppone, insomma, Ragazzi, non potete, questa fosse veramente una delle... per l'Alcamo l'ultima spiaggia. Per l'Alcamo è veramente l'ultima spiaggia e poi, mister, dobbiamo dare un senso alla tua venuta ad Alcamo. Cioè, con questa abbiamo detto tutto.
Ennesima puntata dei Signori del Calcio Allora, a signori, Mussomeli, perché allora, giustamente a che ci siamo, ci facciamo i Signori del Calcio d'eccellenza. Allora, quasi qua quasi signore del calcio no, per Peppe, ma signore del calcio ci potevo ridere perché Matteo è uno... Ma no, ma per... No, Peppe ride dietro le quinte. Peppe ride perché è messo là. Comunque, allora, Matteo è uno dei signori del calcio perché io quello che mi ha fatto vedere Matteo... Attenzione perché qualche io anno- sono mancato 10 minuti, non so cosa gli abbia fatto vedere adesso Matteo, quindi Poca attenzione. roba, poca roba. No, comunque guarda, veramente stiamo parlando di un grosso giocatore, certo, purtroppo gli anni passano per tutti, attenzione, però quando hai in campo gente come Guastella, come Matteo Casisa, ragazzi, è un bel vedere ed è veramente un affacciarsi con il calcio, quindi niente, vai tu con la domanda. Che cosa gli domandiamo? Intanto ti voglio stuzzicare. Allora, tu hai giocato con tantissimi giocatori, soprattutto con quelli che hanno più qualità di questo campionato, che formano adesso le coppie gol più temute, diciamo, di tutto il torneo. Giochi tuttora con una delle coppie più assortite, che è Messina-Guastella. Poi c'è dall'altra parte Lococo Cordaro. Per non parlare ovviamente di quello che c'è alla Parmonval con il tridente d'attacco, e c'è De Luca, Carioto, Dimentichiamo Panepinto, Polito, eccetera, e poi Sciluffo a San Cataldo. Allora, secondo te, qual è il tuo parere tecnico proprio? Qual è il compagno di squadra, l'attaccante con cui ti sei trovato meglio a giocare, a servirlo, quindi comunque sia a starci vicino? Ti levi quella scarpa dalle mani. Allora, C'è lui con la scarpa. intanto vi ringrazio per le parole che avete avuto a mio favore. Poi ho giocato con parecchi di questi che avete nominato e sicuramente la coppia meglio assortita, anche per il valore che hanno e per quello che stanno dimostrando. Sicuramente Messina e Guastella sono i primi. Ma proprio Casali, ma guarda un po'! Pensa a te, guarda, io pensavo proprio che li metti Io la lo scarpa. inquadro, la Guastella senza scarpa lo inquadro. Allora, che poi dice che è infortunato, guarda come salta, dice che è infortunato. allora, prima che lui parlasse c'era Castello con la scarpa in mano, pensa così. quindi- Sono sicuramente un gradino, a mio parere, sopra gli altri e poi lo stanno dimostrando per il campionato che stanno Allora, portando a fare. togliamo Guastella Messina, dai. Dai, tolti i compagni, dai, a questo normale, punto diciamo è una predilezione, lo sai, quel compagno che con lo sguardo già vi siete detti tutto e magari ti sei trovato Per bene. il resto, secondo me, Lococo e Cordaro sono un'ottima infatti. coppia del campionato. E io sono d'accordo, anche perché che stanno disputando. Allora, questo è un pronostico partita. Quale ci facciamo dire? Che partita abbiamo adesso? dalla regia. Dalla regia, che partita abbiamo? Che ci- Marsalarcamo l'abbiamo fatto. Ribera San Cataldo. Dai, questa è Dai, il pronostico bella- di Ribera San Cataldese, dico, è una bellissima partita. quindi- Naturalmente per la griglia playoff io preferirei che intanto vincesse il Ribera, naturalmente. Guarda che ha delle ottime E poi penso che possibilità. ha buone possibilità per gli ultimi risultati che ha ottenuto in campi difficili, naturalmente. In casa comunque Ribera Ha fatto sta bene, ha facendo battuto la veramente Parma, è venuto a pareggiare qua da noi e comunque è una buona squadra. Ciccione Talluto, insomma, ha ripreso per i capelli questa squadra nel giorno del ritorno e quindi è già in zona, è uscito Sì, fuori, è uscito fuori dalla griglia Quindi playout. se fa anche questo Ah, risultato. ecco un'altra cosa. Invece parliamo sempre ma la delusione per te di questo campionato, che sia il giocatore, allenatore o la squadra, qual è la tua delusione di questo Devo campionato? essere sincero, per me il San Giovanni, perché Bravo, per gli uomini bravo. che c'ha è onestamente È vero, è strano che si trovi in quella posizione, io l'ho sempre detto, per i calciatori facciamo perché nome a caso, naturalmente Palminteri, Di Miceli, Di Franco, Arbeni, Rappa. sono gente Rappa che hanno sempre giocato in categorie importanti, Ecco, hanno come- disputato come sempre cioè, ma campionati importanti. Cosa può. Guarda, questa domanda ce la facciamo giornale, ci telefoniamo, ma Io il mio pensiero Hanno un buon da allenatore, sempre, hanno un buon allenatore. naturalmente. Chi con un buon Sì, allenatore? l'ho avuto io anche a San Giovanni con ottimi risultati. Io penso che prevale sempre il gruppo alle giocate individuali. La squadra può essere anche meno forte, Sì, vero. e però comunque quello che conta è il gruppo. Secondo me il gruppo non è stato ben assortito, amalgamato.
però per tanti motivi, possono essere anche motivi di ambientamento, di Matteo, infortuni, ritardi di preparazione, naturalmente i risultati a volte non vengono però anche Matteo, diciamocela tutta, questo non è un campionato di livelli altissimi, quindi una rispetto squadra, a qualche anno fa, sì, quindi una quello squadra come sicuramente. quella del San Giovanni veramente, noi lo diciamo dal primo giorno, diciamo ma non può essere come una squadra come il San Giovanni, è come Alcamo. Come Alcamo soprattutto. L'Alcamo non sì, io ho quello detto, sicuramente. io ho detto la scorsa settimana, non vi E infatti permettete parlando anche in giro, i 5-6 giocatori buoni ce l'hanno tutte le squadre, perciò io penso che il livello sia anche uguale per tutti, però a volte, ripeto, il gruppo fa la differenza secondo me, il rapporto tra i compagni, il rapporto tra società, allenatore e squadra, quello è importantissimo a mio punto di vedere. E questo è uno dei segreti di Mussomeli? Possiamo spingerci a dire questo? Sì, io anzi volevo ringraziare la società che ha scelto insieme al mio amico Guastella e compagno di squadra che è stato anche lui a cercarmi, già mi conosceva da prima, e li voglio ringraziare per avermi scelto, naturalmente che c'era anche qualche altro nome che si faceva e loro hanno scelto me. Li volevo ringraziare perché ho trovato una società abbastanza seria, un allenatore che ha creduto anche a me, perché il mister si dà anche, è giusto, il lavoro che sta facendo su di me, mi ha ripreso anche fisicamente perché non ero sicuramente al top quando sono arrivato, però ora sto bene, da qualche partita già comincio a giocare ai miei livelli, i risultati si sono visti perché abbiamo fatto bene in queste 9 partite dove sono io, Matteo, e sono contento di vestire questa maglia. Matteo, tu domenica devi dare tutto te stesso, che io sono il numero 1, e devi ringraziare. Io sto male, ho preso, mi fai un piede, ma che gioca ancora, fai il ragazzino, gioca a pallavolo, si è schicchiato tutto, l'abbiamo visto, camminava con le stampelle, pareva Menichelli, guarda che so fare, anche con le stampelle faccio il tipo salto mortale, ti stava rompendo la potata. Ma guarda, io Grande, per Matteo. salutare Matteo, sai cosa voglio dirgli? Buon divertimento, continua a divertirti, divertiti. continua a farci divertire. Grazie. Adesso siamo con uno degli artefici di questa nuova rinascita di Mussomeli, che è Alfonso Piazza. Eccolo qua, amici. Standing ovation, applausi. Standing ovation, coriandoli. Devo dire poi una cosa, è stato uno degli artefici della nostra venuta a Mussomeli, perché subito ci ha aperto le braccia. Noi ringraziamo veramente questa famiglia, perché io ho trovato qua veramente una famiglia, e quindi veramente sono salvo. Noi facciamo le domande a loro, però dico che io sono veramente stupito di questa realtà, e adesso ragazzi, voi sapete, io non ho peli sulla lingua, Fortunatamente, perché se avessi qualche pelo, quindi se ci fosse veramente sto trovando i ragazzi felici, ma guarda che parlandoci non è che dietro la telecamera dicono altro, dicono le stesse cose. Mi dice che qua siamo in paradiso, certo, che ci sono state che non finiscono, ma no, in paradiso vero che si sta veramente bene. E adesso vai con allora, perfetto, tutto quello a cui stai combinando un macello, aspetta, tanto questo c'è il cameraman qua tanto ha c'è il combinato un taglio, macello, tanto dai. c'è il taglio, un attimo che levo l'effetto. Appunto. Quello su cui mi voglio concentrare è un problema grave cui voglio affrontare prima con te e poi successivamente con l'appartenente all'amministrazione comunale, il campo. Perché i complimenti ve li abbiamo fatti, li continuiamo a fare, ve li continueremo a fare, perché veramente ci avete regalato intanto un pomeriggio di grande divertimento oltre che di grande accoglienza. Però il campo non possiamo non parlarne. E quindi, siccome noi ne abbiamo parlato un po', vorrei che tu raccontassi a chi ci guarda da casa le difficoltà pure per la gestione di questo campo e soprattutto per renderlo giocabile. Tu che sei uno degli artifici di quelli che fanno sì che in questo campo si giochi. Perfetto, io posso dire che da agosto ad oggi abbiamo fatto letteralmente i salti mortali, sempre con l'aiuto sempre dell'amministrazione comunale e di altri dirigenti. E abbiamo rifatto completamente il campo, mettendo una sabbia più idonea a far sì che il rettangolo di gioco fosse più calpestabile e la palla viaggiasse in maniera più giusta. Il problema è che le difficoltà economiche del comune ci sono, quindi non si possono nascondere, però con tutto ciò abbiamo speso quasi 40.000 euro con il comune per rifare totalmente questo campo.
ci volevano qualche altra cosina, qualche altro camion di sabbia in più per renderlo ancora meglio. Quindi certe volte, per esempio la domenica quando piove, bisogna aspirare l'acqua con delle pompe per far sì che non ci siano le pozzanghere, e questo me ne occupo io con altre persone in modo tale di cercare di eliminare tutte queste pozzanghere. Questo campo, come abbiamo detto, è croce e delizia, perché abbiamo fatto anche delle migliorie per quanto riguarda per esempio la tribuna. La tribuna era omologata da tempo, da 20 anni, per 99 posti. Ora, cioè per 99 posti, cioè ora, neanche i familiari c'entravano. Ora, no, ma l'altra volta sono andato io, ho detto guardi, no, lei 100 non può entrare. 99. ora abbiamo superato anche questo problema, 3.000 posti abbiamo. Cavolo, 3.000 posti, mettendo il bagno per gli ospiti, la recinzione che divide i vari settori. Abbiamo fatto pure la cassa per gli ospiti e tutta una serie di cose che ci hanno permesso di aumentare questi posti. Siamo con Franco Bullaro, consigliere comunale di Mussomeli. Allora, raccontaci in che modo, intanto ti ringraziamo per l'ospitalità di questo meraviglioso posto, che siamo veramente divertiti. E poi in che modo, vi hanno ringraziato già i dirigenti e l'allenatore, ma sì, voi come amministrazione comunale, in che modo continuate a sostenere la società? Ma abbiamo fatto il possibile prima di tutto con il campo, perché avevamo un campo distrutto, e abbiamo dato una grossa mano a realizzare il campo. Io mi sono ritrovato in questa avventura sia come consigliere, perché ho dato una mano al campo, ma poi come società, perché sono entrato nella società e sto dando una mano ad andare avanti con la squadra. Quanto è importante, diciamo, per il movimento cittadino questo movimento calcistico nuovo di Mussomeli, questo che ha grande risalto? È una bella realtà che si è venuta a creare, perché sappiamo noi che negli anni scorsi, sì, effettivamente c'è stata sempre questa attività agonistica del calcio qua a Mussomeli, si è sempre praticato, però a questi livelli non si c'era mai arrivato. Siamo arrivati ora in eccellenza, già siamo alle porte della Serie D. Infatti. Però noi non andiamo alla Serie D, ma andiamo ad arrivare ai playoff, per andare a fare i playoff e per portare un po' di movimento a Mussomeli, perché questo movimento mancava a Mussomeli come società calcistica, perché sappiamo che si è fatta sempre la prima categoria, seconda categoria e calcio minore. Ora siamo un calcio già semiprofessionale. E la città come risponde proprio a questi eventi che vedono il Mussomeli calcistico così avanti nella lotta in questo campionato? Come risponde proprio la collettività? Tipo, avete riscontrato, diciamo, anche un'atmosfera diversa che si respira in città? Sì, l'atmosfera è cambiata totalmente, perché anche i dati lo confermano, perché noi avevamo un'affluenza al campo per le partite sempre di pochi spettatori. Ora abbiamo grossi spettatori, come 600-700 persone a partite, perché prima c'erano solo, diciamo, i familiari dei giocatori e qualche appassionato che ce l'ha nel sangue il calcio. Però ora abbiamo un movimento già abbastanza, abbiamo creato molto movimento rispetto agli anni precedenti. L'ultima cosa, il desiderio può essere per Mussomeli avere adesso, proprio come città, un campo all'altezza delle ambizioni della società? Ma ci stiamo provando, vediamo se ci riusciamo. Ora abbiamo le nuove elezioni, vediamo il sindaco che si insederà, vediamo la regione come risponde, perché abbiamo noi progetti presentati già, vediamo se ci rientriamo e poi lasciamo. Vediamo quello che succede. Vediamo quello che succede. Autoscuola Mancuso, tanto qua posteggiano le macchine. No, ma dai! Posteggiano le macchine sopra i marciapiedi. Ma non è Ti giuro. Posteggiano le macchine. Quindi è l'autoscuola che fa per me. Ora vediamo se ci rinnovano la patente. No, ce ne danno un'altra. La patente Z come Zorro. Facciamocela andare, dai, entriamo qua, vieni. Entriamo.
Stiamo entrando, eccoci qua, l'edicola invade anche l'autoscuola Mancuso, qui siamo col direttore, entri dottor Gatto, entri dottor Gatto, eccolo qua. Ok, gli ho detto a Salvo che possiamo avere qui tutto, perché posteggiamo le macchine sui marciapiedi, sopra i palazzi. senza tu, Quindi mi sembra una bella patente Z come Zorro. Direttore, come... Mancava lui. Mancava. Guarda, ce non- ne stavamo andando. No, non è vero. Ce ne stava. Voi ora mi avete a chiedere, ce ne stavamo andando, ci hanno fermato al paese tutti, perché Certo, all'uscita. Tutto il paese tifa Mussomeli, giustamente. Ovviamente. E ti fanno chiamare un il direttore. Senza Siamo direttore tornati- non si può Siamo stare. tornati indietro e siamo qua. Allora, direttore, tanti bei propositi, abbiamo parlato con il presidente, abbiamo parlato con Alfonso Piazza, allora, manca soltanto, diciamo, il tuo benestare a questi progetti del Mussomeli. Dove la vediamo da qui a 2 anni questa realtà? Un desiderio. Il desiderio è un sogno, il desiderio se si avverna è quello di di passare lo stretto. Scusate, ma dico, ma che ci vuole? Venite con me, tutti passano lo stretto. Di passare lo stretto vuol dire andare a fare qualche categoria superiore. Ah, perché ancora non capisce passare lo stretto, un treno ci va bene, non è che ti dobbiamo fare. Quindi andare in D. I sogni, questi sono i sogni. Dai, i sogni, dai. I sogni sono desideri. sono desideri però realizzabili. Allora, dato che qua diamo patenti, Sì. per dare la patente per attraversare, diciamo, lo stretto, cosa manca a questa società? Perché giustamente uno viene qua, lei fa l'educatore, direttore, giustamente, quindi chi viene qua prende nozioni per avere la patente per guidare. Ma per guidare questo Mussomeli al di là dello stretto, che ci vuole? Manca un po' di spregiudicatezza per Ma da parte dei dirigenti, perché lui Anche, lo sai cosa fa? anche. Allora, dico cosa fa il direttore. Lui fa la domanda, guarda in alto che ci sono i suggeritori, come dire posso parlare? allora io mi nascondo. Allora, ma parliamo dei giocatori o della dirigenza che manca la spregiudicatezza? Quando si parla di società e di Mussomeli si parla di un tutt'uno, quindi sia giocatore sia dirigenza. Sia giocatore e dirigenza. Allora dico, ma di qua a 2 anni io penso che risolviamo. Ma noi vediamo prima di concludere quest'anno, poi lavoreremo, vediamo come finirà quest'anno e poi se ci saranno le condizioni sicuramente potremmo anche tentare questo salto. Allora, però da adesso un parere tecnico dal direttore. Chi è il giocatore che in questo momento più ha incarnato il percorso del Mussomeli in questi 2 anni di estremi successi? Chi è quello che magari ti ha esaltato di più e che vedi proprio lo spirito del Mussomeli società intera? Allora, io dei ragazzi, io quest'anno ho visto una voglia matta anche di arrivare, di cercare di fare i playoff, perché non ricordiamo che fare i playoff per noi è un sogno, perché non ci siamo abituati, non l'abbiamo mai fatti. Quindi un po' tutti, però diciamo che i ragazzi dell'anno scorso che hanno iniziato con noi, quindi sono quelli che hanno più, credo, un po' più, non a cuore, però hanno fatto loro questa voglia di fare delle belle cose. Però quelli di stanno io non mi posso lamentare perché uno per uno sono fantastici, sia in campo che fuori. Un nome, dai, sbilanciati per una volta, soltanto per l'edicola, dai, che noi siamo giornalisti, diciamo, di frontiera. Dai, un nome io faccio magari solo perché è il più rappresentativo, faccio il nome di Peppe Guastella. È un altro Oscar, quindi è andato. ammiratore anche della classe di Guastella il direttore. Col direttore per il pronostico della giornata, perché abbiamo Riviera Marmi Custonaci contro il Dattilo. È una bella partita. Come la vedi? Bella partita. Allora, il Dattilo sta bene per ora. Perché Sì, grazie, lei è tutto a posto. Riviera Marmi un po' meno, però credo che se la Riviera Marmi non vince c'è serio pericolo che vada a fare i play-out, quindi io credo uno. Ah, bello. Bel pronostico, mi è piaciuto. Signori, ci tocca il pronostico finale in tutto questo, perché ci tocca Mussomeli Parmonval, quindi sicuramente siamo ancora... Chi la fa?
Chi lo fa? Il pronostico chi lo deve fare? No, siccome tocca a noi, quindi Tocca a noi, giustamente tocca a siamo divisi. Tocca a noi. Però per quello che abbiamo visto e per il momento storico, secondo Ma me si dico sta la potevo vivendo. lavare il sapettino. No, ma Dai. però per il momento storico che si è visto, quindi al di là, non essere partigiano per una volta, quindi secondo me quello che ho visto oggi, ho visto grande unità di intenti, grandi concentrazione, grande convinzione. Allora, È sicuro il Mussomeli farà una grande siamo partita. stati ospiti. Ne mangiamo qualche 8 cannoni. Piero Gatto ormai è socio di tutti i bar. 8 cannoni perché? Perché allora, 8 cannoli, 4 caffè. No, perché io ho detto, allora vedi, mi sta assaggiare il cannolo. Allora, il primo ci dice, ma no, insomma, ci hanno fatto un altro. Questo com'è? A terzo cannolo era buono. Era buono. Era buono, quindi adesso non mi ricordo neanche i bar. Ne abbiamo girati un e bel quindi che dobbiamo dire? Dai, salve. La posso dire quello che... Vai. 1. Saluto. Col consigliere, allora, adesso abbiamo noi Serra di Falco, Mazzara. Allora, Serra di Falco è un poco complicato. Serra di Falco Mazzara. ce la può fare questo Serra di Falco a sgranocchiare almeno un punticino al Mazzara? Oddio, ce la potrebbe fare. Ma tu lo sai che speriamo, perché ci sente conflitto di interesse. Certo. Però sai, silenzio per cortesia, pubblico. Abbiamo un Pubblico. non sentono. Perché sta chiedendo l'aumento il Randazzo in questo momento. C'è C'è Randazzo che che chiede l'aumento al direttore. Il direttore ha detto: c'è Randazzo appena fa un'altra fesseria quella di domenica. Succede un manicomio, ti mandiamo a E casa. dice Randazzo, non rompere. Non rompere il Randazzo. Allora, abbiamo detto Serra di Falco che fa allora? Ce la col fa? Mazzara un punto? Speriamo. Un punto. Speriamo. Però dico una cosa, il Serra di Falco sta facendo un campionato. Degno, Sembra sì. che è destinato alla retrocessione, però ha sempre giocato la partita con sportività e con impegno, e quindi c'è da aspettarsi di tutto. Chi lo sa? X. Per la chiusura della puntata, adesso abbiamo ringraziato e continuiamo a ringraziare tutta la splendida comunità di Mussomeli, perché ci voglio includere chiunque. È una bellissima giornata, veramente ci siamo divertiti, abbiamo fatto conoscenza con grandi personaggi. Bella proprio. In tutto questo chiudiamo il pronostico con... Chi è che riposa? Vabbè, riposa il San Giovanni Riposa perché il incontro il progetto 1. Infatti a cui è dedicato Diminica la vittoria di ieri con il Trapani dal parte del Concadoro, perché ricordiamo il Concadoro ha vinto ieri 3-1 col Trapani, calcio per la categoria giovanissima, e quindi ha detto Diminica, si portano patenti e porte, ha detto Diminica, dico, se facevo pure gli allievi, altro che progetto. Diminica, Giuseppe, ti amo. Quindi, in tutto questo, Piero, il Mutolone. Mutolone contro il Messina. Vince. Vabbè, vince, ragazzi, non ci sono pericoli di sorte. Signori, grazie a tutta Mussomeli, un saluto all'edicola di mister Piero Gatto. Salvo socio. Ciao belli, a lunedì. Ciao. Salve ragazzi, benvenuto a Piero Sacci di Piero Socci.